Ma a noi risulta che all'articolo 95 appunto della finanziaria abbiano di fatto scritto che non sono da considerarsi alloggi sociali quelli gestiti dall'Istituto Autonomo per le Case Popolari. Quindi togliendo via questa definizione, di fatto equipara le IACP o le altre che si voglia a dei privati e quindi questi alloggi diventano di fatto delle seconde case. Alloggi popolari equiparati alle seconde case, soggetti quindi al pagamento dell'IMU che ricade sull'ente proprietario dell'immobile, quindi l'ATER o gli ACP. C'è preoccupazione in queste ore ai piani alti degli enti che gestiscono le case popolari perché la legge di bilancio 2020, non riconoscendo le case popolari come alloggi sociali, reintroduce l'IMU che era stata cancellata nel 2014 dal governo Renzi, una tassa che sottraendo risorse agli enti avrebbe ripercussioni pesantissime sulle manutenzioni programmate degli alloggi popolari. Federcasa, l'associazione nazionale delle ATER, ha scritto una lettera aperta al premier Conte chiedendo una modifica della norma. Abbiamo fatto un documento che è arrivato appunto sul tavolo del governo e quindi speriamo venga accolto e questo qua ci risolverebbe il problema.